Calcoli da matematici accademici per delineare il nuovo volto del Parlamento targato Veneto. La legge elettorale Rosatellum infatti non ha reso facile definire gli eletti al proporzionale. Così, se sono sicuri 28 collegi uninominali, non c'è ancora l'ufficialità per gli altri candidati dei cosiddetti listini bloccati. Ma in linea generale questo è il quadro che si sta delineando. 24 i senatori, 9 del Carroccio, 5 di Forza Italia, 4 del Movimento 5 Stelle, ancora 3 del Partito Democratico, 2 di Fratelli d'Italia e uno di Noi con l'Italia. 50 invece i deputati veneti pronti a fare le valigie per l'insediamento del 23 marzo a Roma. Ci sono sempre gli esponenti del Carroccio, in numero maggiore con 23 onorevoli, 9 di Forza Italia, 8 del Movimento 5 Stelle, 7 del Partito Democratico, 3 di Fratelli d'Italia. E a proposito di calcoli, Daniela Santanchè, candidata sia in Veneto che in Lombardia, prende il collegio di Milano al suo posto Adolfo Urso. Il simbolo della battaglia contro la violenza alle donne, l'avvocato Lucia Annibali, conquista il seggio di Vicenza. Il ministro Marco Minniti, in corsa sia a Salerno che a Venezia, conquista quello campano e in Veneto subentra Sara Moretto e Nicola Pellicani. Tra volti nuovi e riconfermati qualche curiosità: 8 le donne che dovrebbero sedere tra i banchi del Senato, 17 alla Camera dei Deputati.